Buongiorno a tutti ragazzi e voglio fare un aggiornamento delle ultime 24 ore per i terremoti in Italia e nel mondo. Allora, partiamo da stamattina alle 5:35 c'è stato un terremoto di magnitudo 3.2 a Lampedusa e Linosa, quindi Agrigento, Sicilia. Poi c'è stato uno di magnitudo 2.3 ragazzi nel Tirreno meridionale, quindi in mare. Poi sempre stamattina, anzi stanotte alle 2:12 di magnitudo 2 a Geraci Sicoli, Palermo. Poi ieri sera, quindi giorno 8, alle 23:26 magnitudo 2.6 sempre a mare nel Tirreno. Alle 14:51 di ieri 8 agosto, magnitudo 2.1 Macerata, Ussita, sì, Macerata. Poi alle 13:25 sempre del giorno 8 c'è stato un magnitudo 6 in Turchia. Poi sempre giorno 8 alle 7:36 del mattino, questo già vi ho fatto il video io, di 3.4 a Vallarsa in Trentino Alto Adige. E poi alle 7:31 di magnitudo 3.1 a Lucano, a Potenza, quindi qua vicino. Questo l'avevo saltato io. Poi ci sono quelli del giorno 7 alle 16:29 magnitudo 2 a Gubbio, quindi a Perugia, alle 16:05 magnitudo 2.6 a Castiglione, quindi Cosenza, 14:58 magnitudo 2 a Longhi, quindi provincia di Messina. Poi alle 10:07 di magnitudo 2 ad Arquata del Tronto, poi di magnitudo 6 a Vanatao Island, le isole. Poi ci sono gli altri terremoti, sì, giorno 8, sì, ce ne stanno alle 20:53 magnitudo 2 a Nervesa, quindi Tivoli, sì. Poi 17:32 magnitudo 2.2 Costa Calabra Sud. Poi c'è stato uno a Montalbano, quindi Messina di 2.6, poi di magnitudo 2.0 alle 4 del mattino ragazzi a San Pietro, Reggio Calabria. Queste sono tutte le scosse delle ultime 24 ore. Quelle di stamattina ragazzi in effetti sono 3 a Lampedusa di 3.2, nel Tirreno di 2.3 e a Geraci, Palermo di magnitudo 2. Quindi in effetti stamattina solo 3 scosse. Poi comunque sono tutte scosse superiori o diciamo pari al 2, perché quelle là di chiamare tutti i terremoti, quindi ho messo da 2 in poi, quindi queste sono quelle più che si sono sentite, diciamo. Quindi ragazzi, questo è l'aggiornamento fino ad oggi, cioè fino alle 8:16 per essere esatti. Quindi fino a mo' queste sono le scosse in Italia e nel mondo. Vi auguro una buona giornata. Come sapete, ogni tanto faccio un aggiornamento di tutte le scosse, come tutte le eruzioni. Ma prossimamente cercherò di fare un aggiornamento di tutte le eruzioni che stanno avvenendo nel mondo. Però mi devo prima informare per bene, non voglio dire qualche capite a me. Quindi ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo come sempre sul canale. Ciao a tutti.